Spalletti, buon pomeriggio. Le chiedo se adesso viene veramente il bello, cioè da qui alla sosta le partite di campionato e quelle in Europa League potranno concretamente definire le vostre ambizioni in Italia e in Europa? Sì, è un po'. Buonasera a lei e a tutti voi. È un po' come dare seguito a. Si vedeva l'ora, dopo aver perso una partita, che reazione avrebbe avuto la squadra dopo la sconfitta di Coppa. Ora si vedrà a Firenze, Firenze si è messa a posto, ora si vedrà in queste altre partite che succederà. Poi fino ad ora io sono sempre stato rappresentato come quello che crea fantasmi, una fabbrica di fantasmi. Voi invece, facendo sempre illazioni, è un po' siete spaventatori professionisti, non siete. Quali illazioni, mi scusi? No, nel senso di. No, illazioni forse è esagerato per il tema, però è di dire e ora viene il bello, ora si vedrà quello che fate. Era un po'. Si vedrà quello che fate quando poi perdete la prima partita. Dopo aver perso in Coppa, ora si vedrà quello che fate a Firenze. Si è messo a posto Firenze, ora c'è il contratto di Insigne che non può andare avanti senza mettere questa firma, perché tutti i giorni sento dire questa manfrina tutti i giorni sui giornali, e ora si vedrà quello che fate nelle prossime partite e prima o poi ci si indovina, insomma, ecco, si ritorna a che tempo fa, domani piove, va a finire che tutta l'annata una volta piove. No, però è un'opportunità, dico questo, sì, cioè da qui alla fine calendario alla mano e comunque la doppia sfida con il Legia, cioè, può in qualche modo, insomma, allora, dare forma alle vostre ambizioni. Calendario alla mano sono partite molto ravvicinate che potrebbero creare qualche difficoltà, però al di là di qualche dettaglio poi noi abbiamo una rosa che ci permette di andare incontro anche a dei periodi un pochettino difficili. Quello che mi fa ben sperare, che mi dà forza, è che ho recuperato dei calciatori per noi molto importanti, tipo Demme, tipo Mertens, tipo Diego, che sono calciatori per noi fondamentali, perché Lobotka che è ritornato, Diego dicevo Demme, naturalmente ora ho detto il nome perché lo chiamo sempre così, perché mi garba citare Diego, per cui lo dico più volentieri, lo rafforzo. E allora, attraverso poi una disponibilità di numero di giocatori, si va più facilmente ad incontrare anche periodi un pochettino più difficili, ecco. Senta, l'ultima rapidamente sulle condizioni di Mertens, quanti minuti ha nelle gambe, come lo ha visto in questi ultimi giorni? L'ho visto molto bene, ho visto che lui si è messo definitivamente alle spalle questo periodo e quindi attraverso quello che ha fatto vedere poi in campo si sente realmente nelle condizioni di far parte di questi 16 titolari che ci sono per partita, perché anche lì noi se ne continua a dire 11, però ci dobbiamo uniformare un po', perché se si parla tutti la stessa lingua è meglio. Dopo le 5 sostituzioni i titolari non sono 11, sono solo nelle menti di quelli che vogliono andare a cercare il dubbio, sia di calciatori o sia di chi ne parla, perché ci sono i titolari dei 60 minuti, i titolari dei 35 minuti, i titolari dei 20 minuti e i titolari dei 75 minuti. Sempre titolari sono perché loro possono risolvere la partita in qualsiasi momento, per cui hanno la stessa importanza se fanno cose importanti di quelli che hanno la maglia all'inizio per entrare in campo. Sport Italia. Buonasera mister. Dove sei? Sono qua.
Non t'avevo visto, scusa. Parliamo del presente, nel senso pensiamo al Torino, sicuramente un avversario ostico. Come si prepara una sfida importante, soprattutto dopo una sosta di campionato? Come ha trovato la squadra? Come si motiva, diciamo, rispetto al fatto che ci sono stati tanti nazionali in giro per il mondo? Le partite si preparano sempre tutte allo stesso modo. Tutte allo stesso modo vuol dire che sono tutte importantissime perché mettono in palio 3 punti e ci permettono poi di stare in una classifica nobile. Si va a vedere quelli che sono i dettagli della squadra che andiamo a incontrare, come è composta, quali sono le loro caratteristiche, che comportamenti usano e si fa presente ai calciatori e noi sappiamo quello che deve essere il nostro percorso. Noi abbiamo iniziato parlandoci abbastanza chiaramente su quello che deve essere poi la nostra ambizione, il risultato che vogliamo raggiungere. E noi vivere senza scopo è un risultato che abbiamo già raggiunto e noi vogliamo avere degli scopi per andarci poi a giocare le partite e andare poi ad allenarci tutti i giorni in maniera corretta. Voglio allenarmi, voglio durare fatica, voglio sudare, voglio andare a lottare per un risultato. Non mi basta rimanere o avere una vita facile per quello che mi offre di per sé, ci voglio mettere qualcosa di mio, per cui è quello il modo di ragionare dei calciatori e è già stimolante di per sé, senza andare. Poi è chiaro che il Torino ha una storia di squadra che lotta, ha una storia di squadra tosta. Io ogni volta che ci ho giocato ho sempre avuto delle difficoltà perché ho trovato una squadra che ti dà battaglia. Ora probabilmente che c'ha Juric allenatore, probabilmente ancora di più perché lui è uno che sa fare il suo lavoro e va a usare quelli che sono i suoi credo e prende calciatori con quella caratteristica che lui vuole che abbia la sua squadra in campo, ecco. Per cui quello che potrebbe essere il discorso finale è che nell'analisi di questa partita qui non troverei nessuna giustificazione al fatto che abbiamo lottato meno di loro, per quella che è la nostra classifica, per quello che è il nostro traguardo, per quello che è il nostro pubblico, l'amore che ci circonda, quello che si aspettano i nostri tifosi da noi e questo mi dispiacerebbe, per cui di questo abbiamo parlato. Se vuole poi possiamo vedere anche il video che abbiamo visto insieme con i calciatori. Ok, una cortesia, prima di passare alla domanda successiva, mister, abbiamo un attimo una richiesta, se vai un attimo nella sala stampa. No, abbiamo risolto. Abbiamo risolto. Ah, okay. Andiamo avanti. Allora, Corriere della Sera. Salve, sono qua. Buongiorno. Ero spettinato. Spettinato, troppi capelli. Okay. Allora, senza fare troppo gli spaventatori, giusto per riprendere un suo termine, probabilmente quando si inizia così bene, non so se lei è d'accordo, ogni partita poi l'asticella si alza, che sia una squadra piccola o una squadra media o una squadra grande. Rispetto al Torino, bravura di Juric, può esserci anche una componente mentale. Juric è l'allenatore che, ovviamente seduto su un'altra panchina, lo scorso anno precluse al Napoli la qualificazione in Champions. Lei non c'era.
però immagino che le scorie di quella giornata forse un po' le ha vissute quando è arrivato. Ecco, domani arriva Juric, secondo lei può esserci nella squadra, nel gruppo, ancora il ricordo di quella giornata e di alcune anche prese di posizione di Juric non proprio felicissime a fine partita? Grazie. Allora, i risultati che abbiamo fatto fino a questo momento non debbono essere un peso, debbono essere una gioia per tutti, nel senso che noi siamo felici di stare in questa posizione, ci troviamo a nostro agio. E per quanto riguarda poi Spaventatori, lei ha mai letto quante volte mi avete detto che vedevo fantasmi dappertutto? No. Non l'ha mai letto? No. Allora è una cattiva osservatrice, perché da tutte le parti mi hanno sempre riportato per questo, per cui è la stessa cosa, se poi voi fate delle relazioni che può succedere questo o quello, no, ma ora dicevo in generale, ecco, riprendevo il discorso di prima, poi non ci torniamo sopra. Allora, io non c'ero nell'incontro, nella partita disputata contro il Verona, mi sono trovato a doverne riparlare, a dover dire che poi bisognava farla finita, perché come ha contagiato i tifosi del Napoli debbono contagiare noi ad essere sempre più forti e meno vulnerabili, per cui si va anche per questo a mettere a posto quelle cosettine dove ci potrebbe mancare qualcosa nel confronto a loro, in quello che ci può mancare. Poi abbiamo altre cose dove ce ne abbiamo di più. Prego. Corriere dello Sport. Sono qua. Sì, ciao. 100 giorni fa lei si insediava ufficialmente a Castelvolturno. Sì. Prima conferenza stampa. Sono andato un po' a risentirmela e c'è un passaggio, non che ci fosse sfuggito, ma che mi sembra abbastanza anche aderente alla realtà. Diceva: nella sua storia Napoli ha avuto grandi personaggi che l'hanno segnata e Napoli ama i suoi eroi come in nessun'altra città, mi pare. E ha aggiunto, per chiudere: vogliamo essere amati e ricordati. Dopo 100 giorni Spalletti è in condizione di dire se c'è la possibilità di rifare la storia? Questo si può dire solo da ultimo, perché il percorso, come si diceva prima, anche andando ad anticipare quello che è il periodo che troveremo, ho sentito parlare spesso di Coppa d'Africa, di queste future difficoltà dove andremo a prenderne conoscenza poi dal vero, però sono momenti reali che dovremo andare ad affrontare, che dovranno capitarci, per cui di strada ce n'è ancora molta da fare. Mi sembra che anche uno dei più grandi dirigenti a livello italiano che abbiamo, che è Marotta, abbia detto che poi ci sono squadre di una tradizione e di una mentalità, prego? Di una cultura calcistica. Di una mentalità vincente calcistica che lo preoccupano per quanto riguarda la sua squadra attuale, che è l'Inter, più di quello che lo preoccupa il Napoli, e mi dispiace che poi ci sia voluto lui per dargli più consistenza, però era quello che avevo già detto altre volte, che effettivamente ci sono difficoltà reali poi nel lungo del nostro campionato, per cui è un po' presto per usare poi o per scomodare personaggi di quel livello lì, che sono già passati da Napoli, calciatori che hanno lasciato un segno indelebile, per abbinarlo a quello che è stato il nostro comportamento, a quello che è stato il nostro comportamento fino a questo momento. Ecco, noi
noi dobbiamo continuare a fare in questa maniera, a mettere tutte quelle qualità che ci vogliono, tutta quella disponibilità e tutta quell'ambizione che ha la nostra città, perché la nostra città è una città ambiziosa, è una città che guarda al futuro in un'evoluzione continua, e noi vogliamo essere di quel livello lì, vogliamo andare di pari passo alla nostra città. Repubblica. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Vorrei chiederle, Ospina è arrivato oggi, si ha già deciso insomma se giocherà oppure no? Sì, certo che l'ho deciso. Ma non ce lo dice? Ma anche no, nel senso che il problema è che gioca Meret perché Ospina arriva in ritardo, cioè, ma vi sembra di fare un complimento a Meret? No. Mi sembrava di sì, cioè gli si dice tu giochi perché? Perché quell'altro arriva in ritardo, giochi tu, cioè non giochi perché sei del livello di quell'altro, no, allora il discorso è differente, che appurato che questo non è gratificante per lui, avrà più spazio perché lui se lo merita, non perché si va a forzare questa questione di un problema che non c'è, perché non c'è un problema in questo momento qui. È facendo le cose regolari che poi si mette in condizioni tutti di esprimersi al meglio. Non è perché quando ne abbiamo avuto bisogno l'altra volta che Ospina è arrivato all'ultimo momento? Esatto. Cioè, è arrivato, è sceso, è entrato in campo e non sapeva bene dov'era, perché aveva passato fusi orari o giornate in aereo in aeroporto e ha fatto il suo. Perché ora tutto questo problema qui? Io domando, perché ora questo problema qui? No, per me non c'è nessun Come no? Se me lo domanda, che me lo domanda a fare? Perché, comunque, è una questione proprio di logica. Tormentone che? Per voi sono tormentoni, per me sono evoluzioni delle cose che possono avvicendarsi anche. Per voi sono tormentoni, per me no, per me sono valutazioni in base a quello che succede in campo, a fare delle scelte che possono avvicendarsi, ma che non sono tormentoni, che non sono problemi per la nostra squadra. Avere ruoli doppi che possono competere nel reparto offensivo più che nel reparto difensivo è un vantaggio, un grande vantaggio, è una cosa che magari l'avessimo da tutta la squadra come l'abbiamo lì, se far giocare davanti Osimhen o Mertens o Petagna o Insigne, Lozano, Politano, Unas. Grazie, perché io ogni tanto mi dimentico. Sì, prego. Se arriva il microfono, un secondo solo. Gazzetta dello Sport. Sì, no, a proposito della Un attimo il microfono del collega, volevo chiederle, ma lei avrebbe ragionato allo stesso modo se Ospina non fosse andato in nazionale? Quando? Ora? Adesso, sì, perché lei dice perché creare questa, non è che l'abbiamo creata noi, ma ovviamente giocando sempre Ospina, io penso che se non fosse andato in nazionale, non so, non voglio sostituirmi a lei, ci mancherebbe, No, però credo che lei il problema, non so se lo sarebbe posto, ecco, Sì, questo ma Ospina allora, è andato in nazionale come è andato l'altra volta quando è tornato e l'abbiamo fatto giocare. Sì, ma l'altra volta però Meret era infortunato e quindi è stata più una necessità Sì, che ho capito, una ma scelta.
il discorso finale è come si è comportato e quello che è stato la reazione sua. L'ha condizionato il viaggio o non l'ha condizionato? No, non l'ha condizionato perché ha fatto il suo lavoro al meglio. Certo. E questa volta torna prima, per cui... Ma poi sapete quanto ha preso Ospina sui giornali laggiù? 10, 9, 10. Ha preso 10, io non l'avevo mai visto dare a nessuno, per cui stiamo parlando di un calciatore che è in grande condizione, che è in grande forma. No, la mia più che altro era una curiosità, visto che non voglio neanche prolungarmi perché ci sono tanti altri colleghi, io mi sono inserito in maniera quasi prepotente in questa discussione, però era la curiosità per capire se il ragionamento fosse stato lo stesso nel caso Spina sarebbe stato qui a Napoli. Fra il pallone e la mia scelta di gioco, se non fo i contrasti e se non recupero la palla non posso scegliere come giocare, perché bisogna la porti a casa prima la palla, per cui questa è una prima caratteristica che ci vuole in una partita così, vincere contrasti, perché loro hanno questa qualità qui, loro sono la squadra che recupera più palloni nella metà campo avversaria di tutto il campionato. Sono anche la squadra che fa più falli di tutto il campionato, però sono anche quella che ne recupera di più, per cui sotto questo aspetto qui dobbiamo farci trovare pronti, perché sappiamo che abbiamo davanti e poi ce ne sono altre di caratteristiche e di qualità. Radio Rischis. Eccoci mister, buonasera, salve, ben trovato. Qui. Sì. Salve. Ciao. Rispetto all'ultima gara in casa è arrivato anche questo decreto che ha consentito l'apertura a una maggior percentuale, insomma, di tifosi che potranno arrivare allo stadio. Quanto è contento leggendo ovviamente i numeri che sono venuti fuori sulla prevendita, che finalmente, insomma, il Maradona inizia un po' a riaffollarsi in più. È un po' quello che ho detto prima, insomma, noi vogliamo lasciarci contagiare da quest'amore, lo dobbiamo fare nostro, quello che è l'amore e il sentimento dei tifosi del Napoli per questa squadra qui. Poi ci vuole un po' di immaginazione e ci fa più piacere vederli lì realmente, però quello che è l'affetto per questi colori, quello che significa la squadra del Napoli per i napoletani e per i tifosi del Napoli, si subisce anche senza averceli tutti davanti, si percepisce proprio una questione di respiro di aria che ha quel colore lì, insomma, ecco. E ne faccio un'altra, questa volta sulla pausa per le nazionali, perché abbiamo ascoltato le parole di Courtois alla vigilia di Italia-Belgio, la finalina di Nations League. Courtois ha detto: l'UEFA ci sta facendo giocare queste partite in più, gare del tutto inutili, soltanto per far girare, ecco, se vogliamo, l'economia legata al calcio. Leggevo qualche dichiarazione di qualche suo collega, nella fattispecie Maurizio Sarri, dire: questo calcio non mi appartiene più, è solo business. Vorrei chiederle un parere su questo, qual è la sua posizione in merito ai tanti impegni ovviamente che ci sono? Ma questo è un tema dove le istituzioni nazionali debbono fare delle riflessioni forzatamente, anche per dare un segnale di una uniformità alle federazioni, perché in Spagna hanno fatto qualcosa di differente, e poi effettivamente ora mi sembra un po' troppo, ecco, anche a volerlo guardare in maniera neutrale questo comportamento e quello che sta succedendo. Mi sembra troppo, perché che i calciatori arrivino e che le società poi per fare squadre forti vadano a prendere tanti calciatori delle nazionali e quasi tutti gli arrivano 10 ore prima della partita. Mi sembra che
come ho detto prima, che ci sia da fare delle riflessioni e che probabilmente bisogna fare un passettino indietro, perché è troppo quello che è il carico che ci danno per poter disputare al meglio poi quello che sono i nostri campionati, ecco. Prego. Canale 8. Buon pomeriggio. A lei. Come sta il comandante? Il 3K sta benissimo, è una roba bellissima quando lo incontro, perché mi fa star meglio, per cui mi sembra che faccia la stessa reazione anche nel resto della squadra, negli altri calciatori, quando... Mi riferivo agli episodi di Firenze, dopo quello che è successo. Agli episodi di Firenze io trovo anche molte persone che ragionano nella maniera giusta e che condannano quello che fanno alcune persone dentro gli stadi e che penso di poter dire, perché mi sono permesso di dirlo a lui. La gente, quando avvicino queste persone qui, mentre lo dicono, siccome ora tutti fanno foto da tutte le parti, è un mondo dove bisogna ricevere foto da tutte le parti, si piglia un cellulare e gli si fa una foto. Siccome non si può dar seguito a questo sport, si può dare poi seguito a quella che è una passione senza dover andare ad ascoltare o a vedere comportamenti che non ci appartengono, che non appartengono a questo sport. Anche lui stesso si fa prestare un cellulare da qualcuno che gli è vicino, è quello che gli ho detto, tu prendi, vai lì e fai finta di parlarci e gli fai una foto e diventa tutto più facile poi andare a buttarli fuori dallo stadio e a non averci più a che fare, perché con questi noi non ci vogliamo fare e vogliamo diventare tutti altissimi e nerissimi come il Vatusso Koulibaly. Canale 21. Salve. Sono E bellissimi, perché è anche bello. La mia è solo una curiosità. Dopo il furto dell'auto è cambiato il suo giudizio sulla città di Napoli? No. Guardi, allora, per gioco sono andato a vedere grosso modo quello che succede in Italia. In Italia vengono rubate all'incirca più o meno 100.000 auto l'anno, all'incirca 300 auto al giorno in tutta Italia. Non capisco perché si voglia fare una parentesi per Napoli, ecco. È una roba che bisogna andare alla prossima domanda. AGL. Buon pomeriggio. AGL. Buon pomeriggio. Un elemento, mi corregga se sbaglio, Spalletti, che probabilmente caratterizza il passo importante del Napoli potrebbe essere la versatilità dei giocatori del Napoli. Quanto c'è della sua capacità, mi consenta questo termine, visionaria nel guardare in prospettiva situazioni, azioni, proiezioni, e quanto invece c'è della disponibilità proprio dei giocatori azzurri nel ricevere le sue indicazioni. Grazie. Ma io la ringrazio di tirarmi dentro quella che è una qualità dei calciatori, però è tutta loro. Prima di tutto bisogna andare a sottolineare una caratteristica che è fondamentale per quello che lei ha detto, che è la qualità. Bisogna conoscere il calcio, bisogna saper giocare la palla, bisogna saperla trattare, e i nostri calciatori sono fatti quasi tutti di quella pasta lì. Poi dentro la qualità chiedergli dei movimenti
diventa facile, perché quel movimento lì diventa corretto, perché con la qualità che hai riesci a portarlo in fondo e trovi lo sbocco alla situazione che ti si presenta. Però parte da tutto da quella caratteristica lì della qualità che hanno i calciatori, ecco. E per me, come ho detto più volte, è un lavoro più facile. Poi ci dobbiamo mettere anche qualcos'altro, perché la partita non è solo aspettare che mi passino la palla, ma imparare anche ad andarla a prendere in maniera corretta e poi vedere che uso farne, insomma, che scelta fare. Dopo che l'ho presa si può scegliere che cosa farne, e quello diventa un pochettino più facile per noi. Però capiscono che poi per farlo quello che gli pare la dobbiamo chiappare, insomma, ecco. Livorno.it. Buongiorno mister Spalletti. Volevo chiederle, dopo una settimana così particolare, col rientro degli atleti, diciamo, alla spicciolata per la sosta delle nazionali, il rumors attorno al discorso di Insigne del suo contratto, in un ultimo, insomma, solidarietà ovviamente a lei per questo episodio che le è accaduto ieri mattina, che abbiamo detto può capitare ovunque. Che segreto ha lei, con la sua esperienza e la sua positività, per avere invece sempre alta l'attenzione, coinvolgere il gruppo e portarlo diritto verso la partita di calcio di domenica? Io penso che sia difficile trovare un segreto. Io non ne ho. Il mio segreto può essere quello di voler stare insieme a questi calciatori qui, di voler condividere molte ore della giornata insieme a questi calciatori qui, e di alzarsi presto la mattina pensando a quello che è il tuo lavoro, oppure facendo una sintesi cercavo poter mettere nel proprio computer il fatto che la sera quando lo apri per guardare, lui si fa la domanda dove sei contento di ciò che hai fatto oggi nella tua giornata, e gli va risposto, per cui probabilmente quello potrebbe essere uno sbocco per tanti, perché poi trovarsi il computer fa tante cose da sé, facciamoci fare anche la domanda se siamo contenti di quello che abbiamo fatto durante la giornata. Infonapoli 24. Mister, buon pomeriggio. Le volevo chiedere di Mertens, ora che è rientrato, lei lo valuta più come un'alternativa inizialmente ad Osimhen, o lo immagina anche poter giocare alle spalle del centravanti nigeriano, o se invece magari in questo ruolo tendenzialmente preferisce più un centrocampista? Grazie. Oppure, scusi, mi sono inserito troppo presto, scusi, pensavo dicevo, se tendenzialmente invece alle spalle della prima punta preferisce più un giocatore, un centrocampista magari che ha delle qualità diverse, delle caratteristiche diverse da Mertens, che è più attaccante. Grazie. Sono supportato da quello che è successo a Firenze per rispondergli, perché noi stavamo vincendo per 2-1 e io ho tolto un attaccante e un centrocampista. Ho tolto Osimhen e Fabian Ruiz e ho messo e Petagna, per cui dove l'ho fatto giocare? Sotto la prima punta. Quando stiamo vincendo la partita, per cui è una cosa reale quella lì, è una cosa che penso, perché più indicativa di quella non c'è, nel senso che io devo difendere quel risultato lì. Invece di pensare a mettere un centrocampista, come alludeva lei, metto lui sotto punta per tenere più distante quelle che sono le pressioni degli avversari, quelle che sono le paure del dover difendere, insomma, ecco. Prego.
Ho capito, ma in partenza di gara è più facile mettercelo perché si sta 0-0. È più facile metterlo lì perché c'ho da vincere la partita. Sì, ma anch'io gli sto precisando che quella lì è significativa, perché se quando sto vincendo lo metto sotto punta è perché credo possa dare una mano alla squadra. Siccome lei me lo contrappone a un centrocampista e io metto Mertens quando stiamo vincendo, è eloquente il discorso, ha capito? Io voleva spiegare anche lei. Ultima, Calcio Napoli 24. Salve mister, Prego. eccomi. Volevo fare focus su altri due calciatori in particolare. Uno è Fabian, che credo che sia per rendimento uno dei migliori di questo inizio. Vedendo un po' le hitmap delle ultime partite del Napoli, un po'? le zone di gioco del calciatore, lei l'ha messo più al centro di centrocampo, quasi nel ruolo di regista dei tre che schiera. Cosa manca a Fabian e cosa invece ha per poter fare quel ruolo? E poi volevo chiederle, in chiusura è una settimana, anzi 2 settimane con tanti impegni, se Ghoulam è pronto a giocare, a dare un'alternativa sulla fascia, visto che forse è l'unico ruolo dove abbiamo avuto qualche problema. Fabian non gli manca niente per giocare in quel ruolo e non l'ho messo a fare una specie di regista, l'ho messo a fare il regista. E fa il regista della squadra, perché è quello che tocca più palloni di tutti, è quello che è nel mezzo a tutti gli sviluppi, a tutte le costruzioni di gioco, per cui è di fatto un regista. Secondo me è un po' il suo ruolo, un po' perché poi li può far tutti. È uno che sa giocare a calcio, è uno che conosce il calcio, è un ragazzo sveglio che ha resistenza, tecnica, ha fisico, per cui c'è da valutare dove gli si fa perdere un po' delle qualità, e se le deve mettere in campo tutte lo spazio diventa vasto e le cose diventano tante. Visto che si tratta di squadra, proviamo a avere un po' più di ordine, occupati di questo, di più in percentuale superiore a quello che si occupa lui di quest'altro, e si mettono insieme le caratteristiche e le qualità dei calciatori, e forse avergli ridotto lo spazio dove andare a esercitare la sua professione lo ha un po' beneficiato, ecco, perché può produrre più cose di quel ruolo lì. Ghoulam sta meglio, sta molto meglio, e è molto vicino poi ad essere nelle condizioni di poter esprimere tutte le sue qualità. È chiaro per quello che sono stati i suoi recenti passati, insomma, c'è bisogno di un inserimento un pochettino più graduale, che non così di getto come può essere per Mertens, visto che abbiamo parlato di 2 calciatori infortunati tutti e 2 per un lungo periodo, ecco. Grazie a tutti.